Delle prime 11 partite di campionato, l'Empoli, ovviamente con l'altra gestione, ma anche con la cura Andreazzoli, ha subito 21 gol in campionato, facendone 4. Buongiorno, la formazione è proprio rivoluzionata, non l'ho beccata per niente, però c'è una cosa importante, l'aggressione immediata, i primi 15 minuti, se non stravinciamo, altrimenti live sarà venite live, finite di vedere questo video e poi veniamo live. Abbiamo pure Taz, che va bene, bravo Lobbo, come dai primi minuti è 4-2-3-1, cioè Elmas a sinistra e Raspadori in giro per il campo. Però la grafica del Napoli lo portava 4-3-3 con Raspadori al posto di Kvara, diciamo. Però Rachmani è pazzo, non scrivo niente. Bravo Di Lorenzo, vai, mettila bene. Politano, in grande forma. Anche so, è caduto Collini, maronna mia. Caputo. Gesù mio. Bella palla Simeone. Vai Politano. È buono. Bravo Raspa. Attenzione ragazzi, maronna santa. Qua Ostigard si era squagliata. Politano, attenzione. No. Mamma mia, Collini. Vai Ostigard. Simeone. Non è fuori gioco? È fuori gioco. Mamma mia. Ragazzi. Però ancora una volta fuori gioco di Caputo, Vai Politano, metti una bella palla di sinistra. Rachmani è pazzo. Il tunnel. Attenzione. Mamma mia, Collini. Comunque era fuori gioco. Tu lo devi chiamare fuori gioco, se poi comunque 4 occasioni loro e 2 noi. Raspa! Se l'ha marcato l'arbitro Raspadori. Raspadori vede la porta, la cerca. Tiro verso un'altra dimensione di Giacomo Raspadori. Brutto colpo su Politano. Proprio comitata, proprio volontaria questa. Cioè ne abbiamo visto manatine, sai qua, che fanno rotolare la gente. Abbiamo visto pestoni leggeri che fanno annullare i gol. È una gomitata che è volontaria, nemmeno il cartellino giallo. Io sono veramente senza parole. Beh, un primo tempo che forse mi fa ben sperare, perché quando facciamo un tempo brutto, un tempo male, il secondo tempo sarà molto migliore. Quindi lasciamo i like, quelli di fiducia. Dai Napoli, dai! Sta pure Osimhen, sta Osimhen in tribuna, si vince. È facile. Attenzione Rachmani, mamma mia. Chissà lezioso, dai. Vai Elmas. Eccolo. Politano, vai. Bravo Raspa. Vai. Raspa, veramente. Sostituzione per forza. Se parti con le 2 punte devi togliere una punta se vuoi mettere Zielinski, ma per forza. Io già con Zielu mi sento più armonioso là in mezzo al campo. Ecco Olive, dove vai? Oh Gesù. Lo bot che è impazzito. Vai Kvara, vai. Ce l'hai. Pacchisti. Ancora Cancellieri. E quante volte vuoi farlo tirare? Gonfia la rete e fare gol. È una bolgia il Maradona. È una bolgia incredibile. Mamma mia, aiuto. È sparito Politano, Non so se è esausto, non posso sapere. Lindstrom è il momento suo. È il momento suo proprio di non solo di entrare subito, tipo adesso, ma proprio di vincere la partita con una sua giocata. Polità, no, toglietelo. Kvara, anche tu lezioso. Non fare fallo. Dai, Lindstrom. Mannaggia, verita, che si poteva fare? Niente, Caputo, ti sei buttato a te. Maronna mia, mamma mia, che odio. Ragazzi, sta scadendo il tempo,
Perché io con fiducia sto aspettando, ma... Kvara! Bravo! Sta scadendo il tempo. Io ve lo dico. Bravo Mario Rui, vai, mettilo a pene. E beh certo, con Mario Rui in campo adesso Simeone ai cross, giusto? Delle prime 11 partite di campionato, l'Empoli, ovviamente con l'altra gestione, ma anche con la cura Andreazzoli, ha subito 21 gol in campionato, facendone 4. Kvara! Dio mio, era pure buona, non era fuori gioco, e Berisha ha preso pure Mario Rui, che è successo? Quella ha preso un calcio proprio nei cosiddetti. Signori, sta scadendo il tempo, ve lo dico prima. Quindi non c'è Mario Rui, sì, la Nemisa a centrocampo, è infortunata. I Gammaz. Eccolo qua! È incredibile, ma non è incredibile, ragazzi, è la storia del Napoli. Ma quale incredibile? È la storia del Napoli, è un Napoli che non convince, è un Napoli che ovviamente nel finale rende anche Berisha il migliore in campo, perché si può dire dell'Empoli. È un Napoli che si infortuna all'ultimo cambio, così, e ci deve stare Cajuste, terzino sinistro, e arriva. È la storia del Napoli con l'Empoli, attenzione. Questo ha fatto poi un gol, uno dei più belli che abbia mai visto. Bravo. Fallo e ammonizione per Cajuste. Alzati, Kvara, è nostra, alzati. È arrivato Gollini, ma fa il gollino del pareggio. E Berisha non rimanda nemmeno il pallone con Gollini fuori dalla porta, perché è un signore. Partano i fischi, il tempo è scaduto, ne andiamo a parlare live.